Ma ci mancherebbe che la Lega non cavalcasse un suo cavallo di battaglia. Però ripeto, conta il voto in Parlamento. Legittimo che il Carroccio scenda in piazza per rivendicare l'autonomia, ma la partita, ricorda il numero uno dei meloniani, ormai si gioca altrove, in quei palazzi del potere dove la maggioranza è già di centrodestra. Insomma, inutile, fa intendere De Carlo, piantare bandierine politiche, anche perché, se questo è l'intento, il ragionamento può essere ribaltato. Diciamo che i veneti si sono già espressi in maniera chiara nel referendum del 2017. Si aspettano che la politica risponda al referendum, nessuno fino ad oggi l'ha fatto, lo si fa da quando c'è il governo Meloni, a guida Meloni, che a febbraio dell'anno dopo delle elezioni ha portato in Consiglio dei Ministri l'autonomia. Merito di Meloni quindi se il disegno di legge è all'esame della Camera, accanto all'altra partita, quella sul premierato, una stoccata arriva anche sulla scelta della location della manifestazione leghista, ovvero Montecchio Maggiore. Capisco che la Lega voglia, diciamo così, sottolineare un tema che la caratterizza, che è quello dell'autonomia, lo fa in un contesto, quello di Montecchio, dove c'è un ballottaggio con un proprio candidato. Noi continuiamo a lavorare per l'autonomia come abbiamo sempre fatto. A ciascuno il suo, il messaggio. Al momento nessun invito né autoinvito tra alleati. È una manifestazione della Lega e quindi è giusto che ci vada la Lega. Non è che devono invitare il segretario di Fratelli d'Italia. Stefani non mi ha chiamato, ma insomma alle manifestazioni della Lega è giusto che ci vada la Lega, ci mancherebbe. Noi sull'autonomia differenziata siamo sempre impegnati quando c'è stato bisogno.